Mi ascolti. Dov'è? Non tentenni. Non mancanti hai dato televisione, sono attaccato da casa di Saro Cornuto. Perché? Perché hai corna così lunghe che senza scheda piglia magari schi. Schi? Dai! No, non niente, sto benissimo io. Signor Literio. Gioia. Non ci pensi più. Manco pa' la testa mi sta passando, guarda. Signor Literio! Gioia, presente! Signor Literio! Caso, io non mi sta cercando, caso. È molto. Signor Literio. Sì. Lo compro. Non lo posso accattare, non lo posso comprare. Quanto costa? Sono solo 3.600 euro. Quanto? 3.600 euro. 3.600 euro? Sì, e avrà favolosa acqua liscia e acqua frizzante. L'acqua frizzante che dà con gas? Sì. Non dobbiamo parlare del gas nello stomaco. Già con mia moglie sto vedendo tragedie, no? Quale acqua? E allora saranno solo 1.800 euro e lei avrà una buonissima acqua liscia. E calisce me ne esce? Si capisce? Solo 1.800 euro e lei farà il colpo della sua vita. A me mi sta prendendo un colpo di legno da testa, Ma signore. no, che non è un colpo di testa. Signor Literio, Sì. lo compri. Lo posso accattare? Lo compri. Non lo posso comprare, non me lo Signor posso permettere. Literio, Guardi, io... guardi cosa le do. Che Lei cos'è? adesso firma questo piccolo, piccolissimo contrattino. Ma non posso firmare, io firmassi con tutto il cuore, vedendolo, ma manca la carapina, non so, non Guardi, posso qui firmare. ho la penna. Non la tiene sta penna? No. Non posso firmare. sì. Firmi. Veramente non, Firmi. non mi sento. Firmi, signor Literio. Non mi firmi. sento di firmare, non me la posso Firmi. permettere, signorina. Firmi. Ma perché firmare? No? Perché poi festeggiamo. Io firmo e poi festeggiamo? Sì. E come festeggiamo? E come vuoi festeggiare, bricconcello, firmi? Io ho una mezza idea come festeggiare No, ce l'avrei. ce l'avrebbe lui, firmi, signor Literio, firmi. Scusi, ma perché non festeggiamo prima e poi firmo? No. Prima festeggiamo e poi firmo. No. Dai. No. Festeggiamo prima e poi firmo, eh? Prima festeggiamo. Ti prego, festeggiamo. Prima festeggiamo. Questa firma da quinta, dov'è? La vendita di acqua, dov'è? Non gliene andare. Ti nasconda la Dov'è? Appena la schiaffo, l'ammazzo! Firma una bugiarda, c'ha deciso... Ah, qua sei! Qua sei! Mi facesse calmare, mi facesse E calmare. che cosa fai qua sola, Che fai qua sola? Parra! Parra, che fai? Parra! Oh, Spartaco, che sorpresa! Sorpresa? E che cos'è, una bella sorpresa o una brutta sorpresa? No, bella sorpresa! Una bella sorpresa. E che cosa ci fai qua da sola, No, niente, ero di vantaggio e allora ho pensato, ora no paese. Se non compro qualche cosa genuina do paese. E tu così? Sta parlando con me? Sono Literio Scalisi. Nato a Paesi nell'anno del giorno Domis. Era così, per ridere. Era per ridere. Sì. E tu con sti minchiati vuoi fare ridere? E intanto c'è pur ridere. Ma non doveva estrarre questo domiciliare, che sto cosa... Ora io che cosa devo fare, Che sta facendo? Amore, Eh. ma come mai sei uscito? Non Sono dovevi- uscito per scoprirti. Ma non dovevi Perché lo rimanere- so io che con la scusa dell'acqua tu te ne vai con i tuoi amanti. Ma- Questi sono i tuoi amanti. No. Silenzio, tu non parlare. Senta, guarda. Muto sotto. Guarda, questo è il tuo amante. Ma che schifo è? Te ne vai con questo coniglio malato, te ne vai. Silenzio, muto. Guarda, ma che cos'ha? Che cos'ha questo? Che cos'ha che te ne vai con questo, Lei mi sta avviando troppo in terra, scusi, avrò le virtù nascoste. Hai della virtù nascosta. Si dice così. E fammela vedere. Che cosa? Le virtù nascoste. Ah, non si può vedere. No, ora me la fai vedere. No, ora mi fai vedere le virtù nascoste. Non si possono vedere. Ora mi fai vedere le virtù nascoste. No, perché ti ammazzo. Avanti, fammi vedere. Literio, non si può. Zambetto. Siamo in TV.
Sant'Etto. E tu, tu, bugiarda, Ma no. femmina tinta, Ma no. donna pedigrafa, No. traditrice, No. donna da facile costume, tu sciunzu! Tu, che sei una donna traditrice, No. una donna pedigrafa, una donna scema, bugiarda che! Ancora Buttana non ce l'ha detto. No, volevo collaborare. Come tu pensi? Come lei ci ha detto male parole. Come lei ci ha detto male parole che l'ha caricata. Monsignor, donna di facile cose. Buttana sono scordato. E tu ci dici buttano alla mia fidanzata? Io ho detto Buttana. Tu ci dici buttano alla mia fidanzata? Ho detto Buttana. Ora ti devo ammazzare. No, io no. No, ora ti devo ammazzare. No, ma perché? Perché tu non ti puoi permettere. No, ma io no, io... Tu hai detto buttano alla mia fidanzata? No. E a chi l'hai detto? A mia moglie. A tua moglie? A mia moglie. A tua moglie? Mi arrivano notizie, un paese Nico, Mormora, e quando aveva che si chiamava sto fruttaiolo, un centro della piazza, sto picciotto biondo con tutti i muscoli, 100 Allora- kg di frutta hai a casa. 100 kg di frutta. E frutta non ne mangia nulla. E quindi tu non lo dicevi alla mia fidanzata? No, E che- Ah no? No, sua fidanzata si vede che è una ragazza brava, graziosa, Brava. sincera e onesta. Graziosa. Sincera e onesta. Sincera e onesta. Sì. Tu ci fai complimentare alla mia fidanzata. Sincera. E ora ti devo ammazzare. Scusi, se ci dico buttana mi ammazza, ci dico onesta mi ammazza, cosa devo fare? Tu che cosa fai con questo? Questo ora io, quante volte te lo devo dire? Tu questo lavoro non lo devi fare. Ora mi costringi. No. Ora mi costringi. No. Perché devo ammazzare prima a lui e poi a te. Scusi, ma non... Voto sciunto. Devo ammazzare prima a lui e poi a te. Scusi, ma no, è un stronzo che parla. Non si dice prima le donne, scusi. No, in questo caso no. Prima le donne. In questo caso prima te e poi io. Amore, ma io stavo lavorando. Stavi stavo lavorando? Sì. Stavi Sì. lavorando con i Per picci il- dell'acqua. Sì. E scommessa che lui ti paga per il piccio dell'acqua. Sì, no, ancora non ha firmato. No. Ah, ancora non ha No, firmato? no. Sì. Il contratto non ha firmato, No, perché no. tu ci fai la tua prestazione e lui paga. No, quale No. prestazione? Tu No. paghi per le prestazioni. No, io stavo firmando, io pago po' filtro. Ma tu paghi per il piccio Sì, dell'acqua. andiamo giù a sto filtro. Ma tu sei interessato al piccio dell'acqua. Come? Anche mai io all'elenco telefonico ci ho telefonato che mi serviva un filtro. E quindi vuoi firmare il contratto del piccio dell'acqua? Certo che firmo. Acqua liscia, acqua gassata. Sì. Ah, c'è magari gassata? Sì. Meno male. Perché meno male? Perché mia moglie ha problemi nello stomaco con gas. E quindi? E quindi con l'acqua gassata io sgruppa, stuppa. Perfetto. Ecco. Fagli firmare il contratto. Meno male, oh. Avanti, Va a firma. festeggiare. Firma, firma. Non so manco quanto costa, ma non mi interessa. Bravo. Perché la mia maggiore... Acqua Bravo. liscia. Acqua liscia. Acqua liscia. Acqua liscia 1800 euro. Acqua liscia. Acqua liscia. Acqua liscia, acqua gassata. Questo, acqua. Acqua gassata 1800 euro, 3600 euro. Niente, mangiate e basta. Bravo. Va bene. Meno male oggi, va. Per questa volta tu sei fortunato. Non ti faccio niente, te ne puoi andare a casa. Ti aspetto. Tu no. È pericolosa questa. Tu no. Signor come Spartaco si chiama lei? Spartaco. Parsa. Spartaco. È pericolosa questa. Noi due. Non finisce qua. No? Noi due. Ci rivediamo. Per davvero? Sì. No, perché io stai cercando un tostapane e un aspirapolvere. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, il tostapane Tra industriale. 10 giorni siamo qua. Non vedo l'ora. Ci vediamo tra 10 giorni. Arrivederci. Siamo presi. Non ci Non ci ha creduto. tutti. Non ci ha creduto.